Buongiorno ragazzi e ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi in questo video parliamo di Glue. Vi faccio vedere la mia nuova penna incollatrice. È di Bosch e si chiama Glue. E praticamente facciamo un unboxing così vi faccio vedere bene cosa contiene la confezione. C'è la penna incollatrice, eccola qui. Qui va messa la colla, qui c'è il tasto di accensione e qui il pulsantino per far scorrere la colla una volta che è accesa. All'interno della confezione c'è anche, vabbè, un libro, libretto di istruzioni. Poi all'interno della confezione ci sono anche due pile ricaricabili con complete di caricatore. Questo si collega con si collega semplicemente o al PC o anche nel caricabatterie del telefonino, e il pacchettino con i mini stick di colla colorati, glitterati. Questo è quel che rimane perché ovviamente io l'ho già provata. Allora, per accenderla basta semplicemente cliccare qui e attendere 60 secondi, dopodiché la lucina verde rimarrà fissa e significa che la colla è pronta per l'uso. Questi sono i pezzettini di colla, i mini stick di colla che ci sono, che trovate all'interno della confezione, ma volendo, io ho fatto la prova, potete anche tagliare la colla, cioè comprare gli stick di colla interi e poi tagliarli di questa grandezza, anche perché più lunghi non vanno bene, quindi bisogna tagliarli tutti della stessa grandezza così da averne un bel po' pronti all'uso. Io ho trovato in un negozio questi colori, sono dei colori un po' pastello, molto carini anche questi, che si possono tagliare o semplicemente con le forbici o con un taglierino. Io adesso taglierò questo della stessa lunghezza nel frattempo che si accende la colla. E voilà. Adesso che la lucina è fissa, sono passati 60 secondi, la nostra penna incollatrice è pronta. A differenza della pistola, questa mi permette sì di incollare, aspettate sono qua, sì di incollare piccole parti, piccoli pezzettini, e mi permette, a differenza di quella, di essere decisamente più precisi con il dosaggio della colla. Un altro punto a suo favore è che, oltre ad essere molto più precisi con l'incollaggio, nel dosare la colla, la quantità di colla, un altro punto a suo favore è sicuramente il fatto che è senza fili, quindi te la puoi portare ovunque, praticamente funziona con le batterie. Io l'altro giorno l'ho utilizzata per incollare la striscia di LED luminosa sopra il lavandino. Oltre ad incollare, oltre ad essere usata come penna incollatrice, come colla, secondo me questo strumento ha del potenziale, perché io ho fatto alcune prove, alcuni disegni, ho stampato alcuni disegni, aspetta che ti faccio vedere, e li ho ripassati con questa penna incollatrice sopra la carta forno. Ad esempio, ho stampato queste che sono delle posizioni di yoga, e poi ne ho scelta una e l'ho ripassata sulla carta forno. Adesso ti faccio vedere il colore, è mischiato, non è venuto granché bene. Fosse stato tutto nero sarebbe stato meglio, ma trovare la colla nera non è facile. E ho ricalcato la posizione di yoga, che praticamente te la faccio vedere qui nella stampa perché altrimenti non si capisce bene che è questa. E poi, sempre con la penna incollatrice, sempre con la colla, ho creato una base dove attaccarla in modo tale da farla stare un po' all'impiedi. Insomma, ho fatto un effetto, ho voluto fare la prova come se fosse una penna 3D, anche se una penna 3D non è. Però, volendo, si potrebbe realizzare qualcosa di molto simile. Poi vabbè, questo era un cuoricino,
giusto per imparare anche il dosaggio della colla. E a proposito di cuoricino, sempre ho stampato un cuore geometrico e poi l'ho ricalcato. Aspetta che te lo faccio vedere così. Ok, si vede bene così. Questo ad esempio ha le linee decisamente non omogenee, perché in alcuni tratti la colla mi usciva abbondante, in altri tratti mi usciva proprio sottile sottile sottile. Questo perché comunque devo imparare il dosaggio della colla man mano che la utilizzo, perché con questo spingi la colla, ecco, questa vabbè perché l'ho accesa prima, è uscito un pochino, spingi la colla e devi avere un pochino di praticità ad avere il giusto dosaggio della colla in base ovviamente al lavoro che si vuole fare, come ad esempio questo cuoricino. Comunque una volta che impari a dosare la fuoriuscita della colla perfetta, si possono realizzare anche applicazioni del genere, magari per decorare dei bigliettini di auguri oppure dei diari, delle agende, insomma, delle applicazioni. Io continuerò a testarla e a provare nuovi progetti che, se rimanete sintonizzati su questo canale, vedrete al più presto. Infatti ne approfitto per ricordarti di iscriverti al canale e attivare la campanellina se ancora non l'hai fatto. Comunque, a prescindere, se cerchi una penna incollatrice ad alta precisione, ti consiglio vivamente questa. Poi probabilmente riusciremo a fare anche qualcos'altro di diverso dal semplice incollaggio. Alla prossima. Ciao!